Io sono il giardiniere, quello che si occupa del fuori e che ha messo a disposizione questo spazio che di volta in volta si onora. Vabbè, è proprio felice di ospitare artisti diversi. Allora vi presento subito il Pope e Francesco Prato. Il Pope è il pittore, per chi non l'avesse ancora intuito, e Francesco invece è il fotografo. Che dire ancora? Io prima di tutto ringrazio non voi ma mia moglie, poi anche voi perché mi segue sempre, mi dà sempre una mano lì davanti, Nadia. Poi grazie a voi che siete venuti. E adesso passiamo alla parte accademica. Il professor Angelo Tabaro, per gli amici, Angelo! No, beh, tanto grazie per la presenza e complimenti per l'allestimento. Cioè, questo è uno spazio veramente che riesce a valorizzare nel piccolo in maniera veramente significativa le opere che espone. Poi questo allestimento devo dire che è particolarmente riuscito, nel senso che riesce a sposare veramente bene il colore del Pope col bianco e nero delle foto. E io mi sono preso, io non sono un critico d'arte e quindi non posso fare il critico. Eventualmente c'è nel catalogo in fondo l'intervento lungo di Marangon, che quindi vi fa capire l'opera del Pope. Per cui non parlo dell'opera dal punto di vista artistico. Però ho visto in un catalogo del 2008 il Pope ha fatto un'affermazione proprio all'inizio del catalogo che mi ha colpito, perché è un'affermazione che va benissimo anche per queste foto. Il dipinto, io aggiungerei, e le foto, è un oggetto visivo e come tale si giustifica da sé. Non deve spiegare, ma deve creare emozioni. Ecco, io credo che il modo migliore per... Pope. Sì, è scritto Pope. Filosofo. E ogni tanto fa anche il filosofo. No, io credo che questo sia proprio l'atteggiamento migliore per porsi di fronte a qualsiasi opera d'arte, in qualsiasi momento. Cioè non c'è differenza tra Tiziano, Tintoretto, Pope, Setti, Zotti, come che abbiamo visto ieri sera, perché di fronte, o i fotografi, i grandi fotografi, Marei, Francesco Fratto, cioè, perché di fronte alla capacità dell'artista è quello di trasferire in un materiale esterno da sé, che può essere la fotografica, la tavola o la tela bianca su cui comincia a lavorare il pittore, è quello di trasferire tutta la propria storia, tutte le proprie esperienze, le proprie emozioni, perché attraverso questo trasferimento di quello che è l'io, quindi tutta la propria esperienza, il modo di vedere, poi questo riesce a trasmetterlo, a farlo arrivare a chi si mette di fronte all'opera. Non deve porsi il problema di dire ma cosa rappresenta quest'opera, perché questo segno bianco in alto, no? Cioè di fronte all'opera l'atteggiamento migliore è quello di immergersi, quasi isolarsi e creare come una specie di fluido immediato tra sé e quello che vedi di fronte. Allora, brevemente, perché io non sono in grado di parlare più di 5 minuti, ho detto, ad esempio le fotografie. Se vedete, sono fotografie classiche al massimo, no? Perché sono realistiche, rappresentano la realtà. Però in queste fotografie c'è quasi la capacità di andare oltre. Cioè, io guardavo, faccio l'esempio di questo, dove il segno del moderno è il segno dell'antico, del classico, il passato, il presente proprio si compenetra. E qui la capacità del fotografo non è tanto nell'esecuzione, ma è nel momento in cui il suo occhio guarda. E attraverso l'occhio il fotografo riesce a costruire l'opera d'arte. È un po' anche come nelle opere di pittura, cioè il pennello che si muove è soltanto il risultato di un'operazione che è già avvenuta in testa. Nel momento in cui uno ha visto e vuole rappresentare però rappresentare delle sensazioni, non delle realtà. Cioè anche le foto che noi vediamo così realistiche, i bambini che corrono,
che è bellissimo quello, sono realistiche, o i giochi geometrici che vediamo nelle inferriate, negli edifici, in quella parte di Istanbul moderna, cioè, quindi sono geometriche, la stessa geometria del popolo in certe cose. Beh, la cosa più importante è che il fotografo, in questo caso Francesco, quando vede qualcosa coglie subito qualcosa più in là, cioè è il suo occhio che in quel momento coglie un contenuto che poi trasmette attraverso la foto. Non ha la difficoltà di metterci la manina. Il bello è che non sente il bisogno di fare elucubrazioni filosofiche per dire qualcosa di chissà come complicato. Nulla peggio di pittori, fotografi, artisti, i quali pensano di dover complicare, dover rappresentare in maniera straordinaria il proprio pensiero. Il pensiero viene fuori come la naturalezza, ma la naturalezza è data dalla propria storia. Per Francesco, lui ha una storia, Francesco ha meno storia, però devo dire che la storia ce l'avrà se continua con questa ricerca e se soprattutto trova le occasioni di mostrare, perché l'arte non è fatta soltanto per sé, ma è fatta per essere mostrata. Grazie e buon giorno.